Oggi ci troviamo a Gonno Spanadica all'interno del panificio Porta con il proprietario, il signor Porta. Buongiorno. Buongiorno a voi. Intanto, cosa ci può raccontare del panificio che sappiamo che si tramanda da generazioni? Beh sì, la nostra attività nasce nel 1918 per iniziativa di mia nonna e quindi appunto le donne che iniziano a mettere le mani in pasta e fanno il pane non solo per loro, ma iniziano anche l'attività commerciale. Poi mio padre, poi ho iniziato io con i miei fratelli e ora c'è Riccardo, mio figlio, che sta andando avanti, insomma, e quindi stiamo, diciamo, crescendo e ci stiamo adeguando, diciamo, alle nuove richieste un po' del mercato. Quindi insomma, però il nostro cuore è legato e la nostra anima è legata al lievito madre che portiamo avanti tutti i giorni. State crescendo tanto con anche tante iniziative che avete in programma. Ci può spiegare un po' in cosa consistono? Sì, certo, la nostra passione ci porta a cercare di coltivare e di cercare anche di mantenere vive tutte quelle che sono le peculiarità dei nostri prodotti principali. Il nostro pane, che magari tanti anni fa, andava così, normale, adesso bisogna che ne parliamo e bisogna che cerchiamo di far sì, che questo nostro prodotto che ci accompagna, che è la nostra identità, il nostro pane, non possa, insomma, abbia bisogno di essere, diciamo, tutelato e valorizzato e portato avanti. E per questo abbiamo, diciamo, intrapreso da alcuni anni un'iniziativa che vuole essere quella di un riconoscimento per il nostro pane Cocò. Il nostro pane Cocò, che è un pane che si fa in tutta la Sardegna. Infatti il comitato promotore, nato nel 2019, ha panificatori di tutta la Sardegna e quindi pane Cocoi è il pane simbolo che ci accompagna per le feste, che ci accompagna dalla nascita sino alla morte, il pane delle nostre cerimonie. Quindi noi stiamo cercando con grande passione, grande determinazione di portare avanti questo risultato. Non sappiamo come sarà, se avremo una DOP o un IGP, ma in qualsiasi caso avremo comunque quello che è, diciamo, il marchio europeo che ci darà quindi un grande vantaggio e anche un'opportunità per crescere, per migliorare e far sì che tante persone possano avvicinarsi a quest'arte, ecco. Bellissimo, va bene, la ringraziamo per la disponibilità Grazie a e grazie voi mille. gentilissimi, grazie, alla prossima, grazie.